Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Bene, ti sei appena inflippato a scacchi e stai cercando delle strategie per migliorare il tuo gioco, magari per battere i tuoi amici, per battere i tuoi colleghi. Ora sei capitato nel posto giusto. Noi di Matto Scacco facciamo questo da tempo, abbiamo anche un'accademia con corsi dedicati ai giocatori principianti e intermedi. Bene, parliamo di quali sono queste strategie. Allora, non dirò le solite cose che puoi trovare anche in altri video, cercherò di essere il meno scontato possibile, però, ripeto, se sei all'inizio, può essere che tu non sappia queste cose. Se provi a vedere una partita fra principianti, facci caso, magari se hai degli amici che hanno da poco imparato le regole e iniziano a giocare, facci caso che normalmente li vedi muovere un sacco di pedoni. Un sacco di pedoni senza magari troppo senso. A un certo punto ci sono un po' di catture qui di lì, perché i pedoni catturo in diagonale, catturo di qui, tocca a me, tocca a te, e si va avanti in questo modo qui. Ora, magari sono stato un po' esagerato, però bene o male vanno così. Se provi a guardare invece una partita fra giocatori intermedi o esperti, se guardi anche le partite del campione del mondo, potrai notare che otterrai una situazione di questo tipo, dove si muovono sì dei pedoni centrali, perché la parte più importante della scacchiera è il centro, si muovono sì i pedoni centrali, e gli altri, nel limite del possibile, si cerca di muovere il meno possibile. Questo per quanto riguarda poi l'apertura, ossia la fase iniziale. E poi si muovono i pezzi. Ora c'è una distinzione da fare, in genere si parla di pedoni, che sono questi 8 soldati che si trovano in seconda e settima traversa dello schieramento. Le pedine non esistono, ci sono a dama, questi sono i pedoni, e poi ci sono i pezzi sono tutto ciò che non sono i pedoni. Ecco, per giocare bene a scacchi è necessario muovere i pezzi. Come visto nell'esempio che ho fatto della partita di prima, non pedoni, pezzi. È come se tu hai un esercito, no? E anziché mandare all'attacco i soldati più esperti, mandi solo quelli inesperti. Come puoi vincere una guerra senza i soldati più esperti? Gli alfieri, i cavalli, le torri, la regina sono soldati espertissimi e hanno bisogno di andare all'attacco. E quindi noterai, ora faccio un po' di mosse semi a caso, noterai una serie di mosse. Mi fermo qui. Ok, questo potrebbe essere una mossa, una partita fra giocatori esperti, e se proviamo ad analizzarla ora senza andare troppo nel dettaglio, vediamo innanzitutto che sono stati mossi dei pezzi. Poi si è fatta questa mossa speciale che, se non la conosci, si chiama Rocco, ti farò comparire quel video se non sai di che mossa si tratta. E poi sono stati mossi certamente dei pedoni, ma dei pedoni centrali. E quali sono i pedoni centrali? Sono quelli della colonna D e della colonna E, e poi anche un pedone semicentrale, perché poi ci sono le colonne semicentrali che sono quelle della colonna F e della colonna C. Ora, cancelliamo tutta sta roba che sennò non ci capiamo più nulla, però questa è la strategia corretta, cioè di portare fuori tutti i tuoi pezzi. E dovrai ricordartelo, scriverselo in fronte, a matita, un post-it sul frigorifero. Quando giochi una partita di scacchi devi portare fuori tutti i tuoi pezzi. Quando arrivi in quel momento della partita che dici oddio, ma adesso che faccio? Se c'è un pezzo che ancora non hai mosso, ho detto pezzo non pedone, portalo in gioco. Non puoi vincere una lotta con parte dell'esercito che rimane a casa. Purtroppo all'inizio della partita i pezzi come, non so, l'alfiere e le torri e la regina non possono uscire perché hanno i pedoni davanti. Quindi, pian pianino, cercherai di aprire certamente i pedoni centrali per far uscire gli alfieri. I cavalli, per fortuna, possono già uscire perché saltano sia i propri pezzi che quelli dell'avversario, e poi pian pianino escono tutti i pezzi, uscirà la regina, uscirà le torri, si arroccherà, eccetera eccetera. Già solo con questo piccolo consiglio il tuo gioco cambierà da così a così, perché tirando fuori i pezzi le possibilità si moltiplicheranno. Se prima magari non c'era troppo da fare, con i pezzi in gioco le possibilità si moltiplicheranno. E ora voglio
fare una piccola partita per mostrarti subito quello che ti ho detto, che è vero, dopodiché ti mostro la seconda strategia incredibile che devi conoscere. Questa talvolta non la sanno neanche i giocatori intermedi, quindi rimani fino alla fine perché questo sarà un video importante. Prova a fare quindi una partita contro il computer, lo metto a livello più base che ci sia, così gioca contro il computer. Ok, livello penso più base che ci sia. Ok, sono il bianco, quindi abbiamo detto bisogna muovere i pedoni centrali, ossia quelli della colonna D e della colonna E, dopodiché pezzi, la parola chiave è pezzi, quindi andiamo. Ok, anche lui è stato molto bravo. Adesso tiro fuori un pezzo. Ora, tirare fuori un pezzo, per tanto prima o poi tutti devono essere tirati fuori, ma in questo caso è una buona idea mettere subito il cavallo in F3, perché da F3 io minaccio subito il suo pedone, quindi perché no tirare fuori un pezzo e attaccare subito il mio avversario? E ora il mio avversario è andato a muovere un pedone. Ora, qui c'è già una tattica che è questo sacrificio di cavallo e si vince la partita, ma che non farò perché voglio cercare di mostrarti il più possibile quanto la forza dei pezzi può essere interessante. Quindi non faccio questa mossa ed è il momento di tirare fuori tutti i pezzi. Quindi questo alfiere ha la diagonale aperta, a questo punto decido di svilupparlo lungo questa diagonale. Benissimo, lui ha sviluppato un pezzo, anche se è uno sviluppo un po' passivo. Generalmente i cavalli stanno bene in terza e in sesta traversa. Beh, io direi di mettere il re al sicuro, che questa è sempre una buona mossa. Lui sta continuamente muovendo lo stesso pezzo, quindi queste sono tutte occasioni che lui sta mancando per muovere altri pezzi, cioè muovere sempre lo stesso pezzo in giro per la scacchiera probabilmente non è la strategia migliore in assoluto. Adesso muoviamo anche un altro pezzo via, anche lui ha mosso un pezzo, qui non c'è nessuna minaccia concreta perché questo cavallo è tenuto dai miei pedoni, quindi non c'è nulla da temere. A questo punto sono pronto, potrei anche muoverlo di 2 questo, sì. Muovo un altro pedone centrale di 2 per cercare di essere più consistente. Qui c'è stato un cambio di pezzi, nulla di male, nessuno è in vantaggio rispetto all'altro. E adesso c'è da dire che devo portare tutti i pezzi in gioco. Potrebbe essere interessante muovere il mio alfiere in A3, così lo tolgo dalla sua casa di partenza, che è sempre una cosa importante da fare, che va fatta, e andiamo ad attaccare la sua torre che si è posizionata in F8. Può essere interessante come cosa. Ok, mi dice che è un'imprecisione. Ok, e adesso si stanno creando un po' di buchi, e questa cosa qui fa parte di quello che voglio spiegarti fra poco. A questo punto, visto che ho praticamente quasi tutti i pezzi in gioco, gli unici che sono rimasti a casa sono le torri e la regina, ed è il momento per me di attivare la regina. Secondo me è buono attivarla sulle case chiare, perché il mio avversario è un po' debole sulle case chiare, quindi voglio lasciarlo sulle case chiare, e per farlo uscire su questa diagonale devo togliere il cavallo. Quindi posiziono un attimo il cavallo qui, sperando di non fare qualche errore madornale. A parte potevo catturare la torre. Parlando uno si distrae. Ok, qui la cattura di torre sicuramente è buona. Potevo farla anche prima, ma va bene. Perché? Perché nel valore c'è una scala di valori, le torri valgono più dei cavalli e degli alfieri. Quindi questa ora è una mossa che faccio subito. Per fortuna che il mio avversario non si è reso conto, perché mi chiamano sempre quando faccio i video, non risponderò mai, e a questo punto sono pronto per entrare in gioco con la mia regina, ok? Quindi prima di rimuovere il cavallo da altre parti, fare scacco, perché è sempre bello dire la parola scacco, però bisogna vedere se è veramente utile in quel momento. Quindi prima di fare questo io vado a attivare la mia regina nei pressi del mio avversario, tra l'altro minacciando anche scacco matto, perché l'alfiere con la donna sono coordinati verso il punto F7, e tu sai che se io arrivo lì con la regina, lui non mi può mangiare perché la mia regina è sorretta dall'alfiere. Ok, quindi questo attacco qui sostenuto devi assolutamente impararlo, che altrimenti non riuscirai mai a fare scacco matto. Quindi all'alba della 12ª mossa io chiudo qui la mia partita dando scacco matto. Quindi, come hai potuto vedere, ho mosso nei limiti del possibile pochi pedoni centrali, e poi tutti i miei pezzi d'attacco. Purtroppo la partita è finita presto, non ho fatto in tempo ad attivare le mie torri, che
non vengono attivate lungo le loro colonne A e H, ma vengono messe normalmente al centro per poi farle uscire secondo queste manovre. Ma ritorniamo a noi. Volevo parlarti di un altro principio. Ti faccio ora una domanda, Vada bene. Allora, posizioniamo 1, 2, 3 pedoni. Allora, supponiamo di trovarci in questa posizione. Impossibile perché non ci sono i re sulla scacchiera, però chi se ne frega. Tu sei il bianco e c'è il tuo avversario che ti sta attaccando su A2. Domanda da $1.000.000. Mossa a te, che cosa faresti per salvarti da questo attacco? Ti lascio qualche secondo per rispondere. Ok, ti dico che 9 su 10, i giocatori che sono alle prime armi, rispondono spingo il pedone in B3. Così col pedone in B3 io vado a parare questo pedone e se lui mai dovesse catturarmi questo pedone, io lo ricatturo con uno dei due pedoni. La risposta non è sbagliata, è buonina. C'è di meglio, te lo voglio mostrare e voglio farti capire. La risposta migliore, te lo dico subito, è la spinta del pedone A3 e ti spiego anche il perché. Guarda, questi 3 pedoni, tu devi immaginarti il pedone come se fosse un motociclo. È una moto che ha 2 fari e questi fari vanno in diagonale, perché tu sai che il pedone può mangiare in diagonale, no? Quindi, per esempio, questo pedone nella notte, dov'è che riesce a illuminare? Illumina di qui e illumina di qui. Ci sei fin qui? Questo è quello che devi visionare e immaginare sulla scacchiera. Questo pedone dove illumina? In diagonale. Illumina qui, e illumina di qui. E questo pedone illumina in diagonale, ma questa casa era già illuminata. Quindi, come puoi vedere, di fronte a questi 3 pedoni ci sono queste 4 case che sono illuminate, ma andiamo a parlare in termini scacchistici, sono controllate dai nostri pedoni. Quindi converrai con me che qualsiasi pezzo il nero vada a mettere lì davanti, su quelle case evidenziate in verde, verranno poi catturate dai nostri pedoni. Che ci metti un alfiere, che ci metti una regina, un cavallo, una torre, io te lo catturo. Quindi bada bene, queste 4 caselle sono le case controllate dai pedoni. Ci sei? Ora, guarda cosa succede se io vado a spostare questo pedone. Quali sono ora le case controllate da questi pedoni? Le andiamo ancora a evidenziare. A questo pedone, sempre in diagonale, e quindi siamo qui. Questo pedone, sempre in diagonale, quindi abbiamo queste case. E questo pedone, sempre in diagonale, quindi abbiamo queste case. Sono sempre 4 le case controllate, però, come vedi, non sono più uniformi come prima. E anzi, questo pedone addirittura è controllato 2 volte e non c'è più quella uniformità di prima, si sono venuti a creare, si dice, dei buchi all'interno della struttura, che te li sto evidenziando di nero. Se ora il tuo avversario dovesse posizionare lì uno dei suoi pezzi, sarà difficile per noi toglierlo. Per esempio, se lui avesse un cavallo e lo piazza qui, e come lo togli da lì il cavallo? Non lo togli più. Quindi quando tu vai a creare dei buchi, vai a creare delle postazioni, si chiamano degli avamposti, per il tuo avversario che una volta che si piazzerà lì non lo togli più via. Quindi per evitare questo, la mossa migliore per sottrarsi da questo attacco è spingere a 3. Vediamo ora quali sono le case controllate, facciamo lo stesso check, quindi questo pedone controlla le case in diagonale, questo pedone controlla le case in diagonale, e questo qui addirittura controlla anche questo. Come vedi, ora non ce ne frega nulla dell'ultima casa, come vedi le 4 case controllate davanti a loro ci sono ancora. Hai visto? Ho spostato un pedone, ma ho cercato di spostare quello che cercava di creare meno danni. Perché? Perché, come puoi vedere, queste case davanti a loro sono controllate. Ora io voglio che tu ti immagini la scacchiera come se fosse Risico. Risico, lo scopo è di controllare il maggior numero di territori possibili. La scacchiera, così come il campo da gioco di Risico, è un campo limitato ed essendo limitato
tu devi cercare di controllare il maggior numero del campo possibile, perché così facendo avrai più spazio, avrai più esercito, avrai più modo per attaccare, per difenderti, per fare qualsiasi cosa. È così che vai in vantaggio veramente a scacchi, cercando di controllare il maggior numero di caselle, quindi di territorio possibile. Se tu fai una roba di questo tipo, crei dei buchi, e questi buchi sono succulenti per il tuo avversario, non sono più robe che tu controlli, non le controlli più. Quindi per questo quello che ti dicevo è: i pedoni cerca di muovere il meno possibile, perché col fatto che questi purtroppo non possono tornare indietro, creano di fianco a loro, soprattutto dietro di loro, delle debolezze che, appunto, come abbiamo detto, saranno poi degli ottimi avamposti per i pezzi del tuo avversario. Bene, io spero che queste due piccole chicche ti siano state chiare. Chiaramente ci vuole un po' di tempo prima di entrare in questo mood e capire, cercare di vedere la scacchiera in un altro modo. Spero con questo ragionamento di averti aiutato. Come ti dicevo, se intendi migliorare il tuo gioco, vienici a trovare sull'Accademia di Matto Scacco, e soprattutto se sei agli inizi c'è il corso di scacchi ABC, che è una bomba, ti dà tutte le basi per iniziare a diventare un solido giocatore di scacchi, e poi tutto il resto verrà da sé, ma senza l'ABC e gli schemi tattici più importanti e le strategie di base è veramente difficile. Ti ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao!